collegati alla rete 24 ore su 24. Sono adolescenti web and wireless, quelli tra i 14 e i 18 anni in Veneto, secondo la fotografia scattata da Core come Università di Padova. A 8 anni il primo contatto con un cellulare per un ragazzo che frequenta la prima superiore. Il 99% adesso ne possiede una media di 2,2. 7 ragazzi su 10 con questi navigano in internet e per questo si lamentano dello scarso accesso al wifi. Sul fronte PC c'è ormai in ogni casa e 6 ragazzi su 10 hanno un computer personale. Una generazione informata e disinibita che racconta tutto della sua vita scolastica sui social network, dove si scambiano anche messaggi offensivi, ma preferisce tacere i rapporti con i genitori. Una generazione più veloce, se di anni ne 14 piuttosto che 17 o 18. Abbiamo rilevato un cambiamento molto forte tra i ragazzi della prima rispetto ai ragazzi della terza e della quinta, quindi nell'arco di 2-3 anni, al massimo 4, siamo già di fronte a un cambiamento nella velocità di ingresso in questi strumenti, nella modalità di utilizzo. Una generazione di autodidatti che considera la rete sua proprietà, ne conosce bene i rischi, ma nonostante tutto ritiene l'interesse degli adulti, soprattutto degli insegnanti, un'invasione. I ragazzi da questa indagine sono quasi esclusivamente autodidatti. Cominciano in tenerissima età, anche perché il primo regalo che si fa a un bambino è un cellulare ormai, ma logicamente ognuno poi va per conto suo, per la sua strada, e non riusciamo più, noi adulti, le istituzioni non riescono più a dialogare con loro. Sanno che ci sono rischi in rete, quando li incontrano si confrontano tra i pari, cercano di proteggersi, spesso appunto limitando l'ingresso delle persone. Una ricerca destinata a insegnanti e genitori che nei prossimi mesi avranno modo di conoscerla nel corso di incontri pubblici. La presentazione avverrà a Padova la settimana prossima, a Chioggia, a Vicenza e a Verona, ma successivamente a queste presentazioni ci sarà una disseminazione capillare il più possibile aperta. Primo appuntamento il 9 aprile alle 15 a Padova all'Istituto Ruzza.